al centro della loro allegoria, si organizzava con gli abitanti per cercare di respingerlo. Così quando lui veniva facevano tanto rumore da spaventarlo. Un'altra versione invece dice che questo, con più di 400 figuranti, il Magic Group! Ciao Costini! Ciao Pippo! E questo il popolo del Magic Group da Terralba presenta Capodanno a Shanghai. Ciao Costini! Tutti insieme! Sulle mani! Del mondo noi veniamo nella fantastica Cira e con l'immensa magia del Capodanno cinese solo per voi oggi ci saranno tante sorprese. C'è poco da fare, mettiti comodo e stai ad osservare. Magic Group. Magic Group. Siete fantastici! Grazie ragazzi! Grazie a tutti per averci ospitato anche questa... Grazie a voi dell'Alba! Vi chiedo intanto, siccome per la questione TV piano piano andiamo avanti. Ok, grazie. adesso avanziamo. 9, 8, 9, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1.
si parte! Ciao Guttini, grazie a tutti! Un ringraziamento Grazie a speciale voi, siete una meraviglia! Questo è il Magic Group, direttamente... Il Magic Group direttamente da Terralba con Capodanno a Shanghai, più di 400 anime a seguito! Meraviglia! Ciao ragazzi, cogliamo l'allegoria, questo dragone straordinario. Eccolo. Bellissimo. Eccolo qua in tutto il suo splendore, questo il dragone cinese che simbolo di forza, saggezza e prosperità e buona fortuna. Il protagonista dei festeggiamenti del Capodanno cinese, direttamente a Shanghai, gli amici del Magic Group, direttamente da Terralba, con un bel mazzo di mimose che ci hanno tenuto, lo sottolineo prima, a regalare a tutte le donne presenti qua in occasione appunto della loro festa della donna, oggi in occasione di questo Carnevalino. Che belli, che eleganza che siete, eccolo là. Ma ragazzi, sono un po' innamorato ormai di Terralba, è la mia compagna di Terralba, quindi insomma